Sì, grazie Presidente, presento io questo emendamento, poi intervenendo su emendamenti di altri colleghi che volevano introdurre anche qui, come è già successo per il discorso dei funghi, la possibilità che possano esserci delle guardie giurate volontarie per sostanzialmente la vigilanza anche di questa parte della norma. Allora, noi poi l'abbiamo riscritto riprendendo esattamente quello che è previsto dalla legge sui boschi e sulle foreste. Quindi dalla 9 del 2007 è scritto in questo modo, è già previsto da quella normativa che ci possono essere delle guardie giurate volontarie. Non è l'unica ovviamente legge della Regione in cui questo tipo di vigilanza è permesso, lo facciamo già anche con le acque interne, già l'ente tutela pesca si può avvalere di queste guardie. Ora, mi auguro che si possa arrivare anche all'approvazione di questi emendamenti. Non vedo perché no, noi tante volte in molte leggi prevediamo o facciamo leggi che purtroppo rimangono di principio proprio perché o non ci sono le sanzioni o non c'è chi deve controllare poi che le cose vengano effettivamente fatte nel rispetto della normativa. Aumentare un minimo la vigilanza e il controllo anche in determinati campi non credo che possa fare male a nessuno, sempre che appunto si voglia poi andare nel rispetto di quelle che sono le normative. Motivo per cui noi non solo sposiamo gli emendamenti dei colleghi, ma abbiamo voluto riscrivere anche l'articolato proprio come previsto in leggi già ovviamente presenti e approvate in passato. Con questo emendamento volevamo solo porre l'attenzione ovviamente dell'Aula e anche dell'assessore su quanto abbiamo anche già previsto per la riduzione dei vincoli di destinazione d'uso su alcune misure del PSR. Ovviamente siccome nella formulazione della norma, così come prevista dal disegno di legge, noi adesso sostanzialmente facciamo prevedere l'inizio dei vincoli dalla data di concessione delle domande. Ora, noi abbiamo riportato con questo emendamento quello che prevede il nuovo regolamento europeo del 2013, ovvero che il vincolo inizi dal momento in cui c'è il pagamento finale al beneficiario. Questo perché? Perché non sarà il caso ovviamente di specie, anche perché stiamo parlando di misure che sono sicuramente anche precedenti al 2010, quindi probabilmente questi vincoli mettendo i 5 anni andrebbero a cadere in ogni caso, però è giusto ovviamente fare anche una valutazione e una considerazione sul fatto che, come sta avvenendo anche adesso con i ritardi dei pagamenti, noi andando a mettere che il vincolo deve partire dalla data di concessione del beneficio e del contributo, rischiamo di far diventare quel vincolo da 10 a 1 anno, 2 anni, qualora il pagamento effettivo, per tutte le motivazioni che abbiamo detto più volte in quest'Aula, avvenga con un certo ritardo. Allora era solo per questo motivo qui che ho presentato l'emendamento, avendo avuto ovviamente rassicurazioni anche da parte degli uffici che non cambierebbe poi molto anche se lo lasciassimo, però che la previsione iniziale può andare già bene e in tal senso lo ritiro, Assessore.